Buona giornata da prealpina.it, partiamo con la cronaca. Notte di ansia per i residenti, di duro lavoro per i vigili del fuoco. Un rogo, scoppiato alle 22:30 di ieri, ha interessato una palazzina posta in collina nella frazione di Tapigliano a Nebbiuno. La parte superiore della casa è andata completamente distrutta. 3 squadre di vigili del fuoco, giunte da Rona, Borgo Manero e dalla caserma di Romagnano Sesia, hanno lavorato tutta la notte. Nessuno per fortuna è rimasto ferito, ma lo spavento è notevole e ora ci sono da affrontare i danni. Le fiamme hanno divorato il piano mansardato e il tetto dello stabile. L'argomento Eros e corpo nella società contemporanea era un tantino spinoso, ma Giorgia Tarsi, maturanda del liceo artistico Paolo Candiani di Busto Arsizio, lo ha trattato al meglio, sia in sede di esame sia in TV, invitata alla trasmissione Maestri di Rai Cultura. Quando la commissione di classe me lo ha assegnato, racconta, sono stata più che felice perché mi è sembrato un tema molto interessante da trattare, tanto più in un momento storico come il nostro, in cui il tasso di violenza nell'erotismo, e non solo in quell'ambito, è molto elevato, spiega la ragazza. Sono partita dalle teorie del filosofo francese Georges Bataille su amore e morte e sulla violenza in ambito erotico. Da lì ho concluso con la produzione di 2 video che presentavano rispettivamente il lato negativo e quello positivo dell'erotismo. Da un lato la spersonalizzazione e il trattamento dei corpi come oggetti, mentre dall'altro il suo opposto positivo, ossia l'eros come liberazione e spinta positiva alla vita. Ci spostiamo a Varese, polemiche per i manifesti elettorali davanti alla stazione di Via Milano. Il cantiere è coperto da teli, ma il comune ha collocato dei pannelli con slogan che suonano come propaganda per il centro-sinistra. Vediamo il servizio del collega Pasquale Martinoli. Siamo in Viale Milano, siamo qui di fronte alla stazione di RFI, la stazione dello Stato. Quello che vedete qua davanti sono transenne che delimitano un'area dove verranno eseguiti dei lavori. Ebbene, spunta una polemica da campagna elettorale, perché vedete su queste transenne sono stati messi dei manifesti di copertura dall'amministrazione comunale, sono stati messi e sono manifesti che alcuni indicano come trasformerà l'intervento quest'area, vedete, così diventerà la piazza a conclusione dei lavori, ma altri, come vedete questi, vengono contestati perché praticamente lanciano degli slogan come in città parlano i fatti, questa è la Varese del futuro, e indicano tutte le opere che sta realizzando o sono state realizzate dall'amministrazione. La polemica dove sta? Che viene contestato all'amministrazione uscente di centrosinistra di fare spot elettorali con soldi comunali. La critica in particolare viene mossa dalla lista La Civica, che correrà alle prossime elezioni comunali insieme ad Azione. Restiamo a Varese e al suo mondo politico. In Casa Lega la svolta sul candidato sindaco potrebbe arrivare domani. Matteo Salvini incontrerà a Gallarate il deputato Matteo Bianchi ed è probabile che verrà sancita ufficialmente la discesa in campo del parlamentare di Morazzone. Una cosa è certa, la rosa dei papabili è adesso ristretta a 2 nomi, quello di Bianchi e quello di Marco Pinti. Dai moderati del centrodestra nessuna obiezione. Bianchi sarebbe il candidato ideale, noi andremmo a sostenerlo senza alcun problema, ha commentato il coordinatore provinciale degli enti locali di Forza Italia, Piero Galparoli. Anche il commissario forzista per la provincia di Varese, Giacomo Cagliendo, non ha perplessità sul nome del deputato leghista, mentre ne avrebbe su quello di Pinti, ritenuto meno moderato. E anche Noi con l'Italia, con Raffaele Cattaneo, accetterebbe la soluzione Bianchi. Le mascherine, su cui da oggi facciamo un piccolo passo, sono e restano un elemento fondamentale della nostra strategia. Sono un elemento essenziale per combattere il Covid. Lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza nel giorno in cui scatta la liberazione dalla protezione di naso e bocca negli spazi all'aperto. Il ministro ricorda dunque la necessità di proteggersi dai contagi anche alla luce della diffusione della variante Delta. Intanto in Lombardia si annuncia il raggiungimento dei 6 milioni di vaccinati su circa 10 milioni di residenti.
E chiudiamo con lo sport. Dopo la vittoria nei play-off di Serie D, la Castellanzese spera nel ripescaggio in Serie C e inizia a preparare il futuro. Vediamo il servizio con le immagini di Domenico Ghiotto dell'agenzia Blitz. Un tripudio nero-verde ha coronato l'ultima uscita stagionale della Castellanzese, che si è regalata un'altra domenica di festa davanti all'entusiasta pubblico del Provasi. La squadra di Achille Mazzoleni ha concluso la propria annata in bellezza, vincendo 5-1 la finale play-off contro il Pondonnaz, un match che è stato un crescendo di emozioni, dopo un primo tempo sterile e chiuso sotto di un gol fino all'apoteosi della ripresa, simbolo di una squadra che è stata tutto l'anno sinonimo di spettacolo. È la più degna e meritata conclusione a una stagione da incorniciare, impreziosita da una vittoria che tiene aperte le speranze della promozione in Serie C, in attesa delle prossime decisioni per eventuali ripescaggi. Al fischio finale è esplosa la festa nero-verde e dopo l'abbraccio collettivo è tempo dei saluti a mister Mazzoleni, caricato in spalla dai suoi ragazzi e poi visibilmente emozionato al momento dei ringraziamenti. Definito l'addio al tecnico, promesso sposo della casatese, a guidare il gruppo nero-verde nella prossima stagione sarà Andrea Ardito, reduce dall'esperienza in Serie C con la Gian Erminio. E chissà che il tecnico non possa restare nella categoria se la rinuncia del Gozzano o di qualche altro club spalancasse alla Castellanzese le porte della promozione. Il presidente Affetti promette di pensarci e di non porsi limiti e il rinnovo di Chessa pone senza dubbio le migliori basi per la rosa del prossimo futuro. Comunque andrà, una cosa è certa: nessuna Castellanza scorderà la stagione di un centenario semplicemente indimenticabile. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale termina qui, vi diamo appuntamento questa sera alle 19, buona giornata da prealpina.it.